Ringrazio Silvio Ramà, ringrazio il Presidente, il Vicepresidente, Pastore Stocchi, di questo invito che mi onora moltissimo e che sicuramente alzerà le mie quotazioni, che sono molto in ribasso ultimamente. Comincio con una citazione breve. Attraverso le tortuosità e gli scompensi dell'io lirico, attraverso il confronto con uno spazio che dovrebbe essere davvero cosmico, cioè della ricomposizione universale, mentre quello dell'insopportabile e sempre ricrescente disordine. In una scalata ostinatissima all'interno delle possibilità del linguaggio, anche quando sembrerebbe spostarsi orizzontalmente nell'ebbrezza di una circumnavigazione del vivibile. La sensazione di una compulsiva ma pur sempre scintillante verifica di un'impotenza che però non cessa mai di rinnegarsi. Ricerca poetica come riconquista di un'autonomia, ritorno simbolico ad una Heimat, ad una patria storica, psichica e culturale, sede di ogni affetto fondante la vita, forzata persino a vestire la forma di un'urbe orbe acquattata e possibilmente acquietata entro mura e pomeri, destinati a sfibrarsi, combaciando con la fisicità meravigliosa e terribile di un ignoto senza limiti, preoccupante perché onnicoccupante. E il ritorno alla Heimat non è altro che il percorso del graffito poetico, di questo dire che prende infine esso stesso il luogo, il valore del luogo, si rivela come il luogo per eccellenza e ci racconta i perché assoluti della poesia, i come della sua nascita, i dove che danno consistenza alla testualità, anche nei suoi aspetti che la collegano al carcame, alla putrefazione, al nulla. Ci sono i tre componenti fondamentali dell'opera di Zanzotto, della sua poesia: l'io, la lingua, il paesaggio. Chi ha scritto queste parole così profonde? Le ha scritte Zanzotto parlando di Virgilio. Io quando le ho lette ho detto: ma santo cielo, questo è un autoritratto perfetto, è impressionante. E ho cercato di capire se avevo ragione. C'è un io lirico con le sue tortuosità e i suoi scompensi. Io in tremiti, io disperso e presente, mai giunge l'ora tua, mai suona il cielo del tuo vero nascere. L'io che dice io si rivolge con un vocativo al pronome che lo designa ma non riesce a dargli vita, al proprio io che non riesce ad avere vera vita. È un io di intelligenza prodigiosa, amante della conoscenza, della dolcissima linfa del sapere, che non ha mai smesso di indagare la realtà esterna e la realtà interna psichica, altrettanto impervia, altrettanto piena di luce e piena di buio. È un io amante del paesaggio, soprattutto di quel suo paesaggio, soligo trapunto a piccoli cieli, meli, steli, la valle che per sempre amerò. È un io paesaggio, mi interro in fisiche verdi lentezze, che umanizza il paesaggio. Da questa artificiosa terra carne
esili, acuminati sensi e sussulti e silenzi, ma che non vuole dare del paesaggio una rappresentazione che non sia ma che vuole dare del paesaggio una rappresentazione che non sia sottomessa all'io paesaggio, ai suoi sintomi. È un io idioma che mette insieme tutti gli idiomi. Idioma, non altro, è ciò che mi attraversa in persecuzioni e aneliti. C'è una Heimat col suo paesaggio. Che cosa c'è dietro il paesaggio? Se il paesaggio è Heimat, dietro c'è un ignoto senza limiti, preoccupante perché onnicoccupante. Dietro la Heimat c'è tutto ciò che non è Heimat, c'è l'Unheimliche, il non familiare, l'estraneo, l'inquietante. Con le parole di Freud, quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare. A testimoniare che dietro il paesaggio c'è qualcosa di spaventoso, possiamo citare questi versi. Parole piene con colla di parole vuote. Presto, troppo presto per far cenno ai linguaggio ad altro. Prosa, forma, paesaggio. Napalm dietro il paesaggio. A testimoniare sulla paura bastino questi versi. L'elemento mio migliore, la paura, si confonde all'eroe. Poco più avanti, la più fifante fifa. E del mio colliquare, in pantofobie, batti i denti. Ma la Heimat è possibilmente acquietata dentro mura e pomeri. Il Pomerio è nell'antica Roma il luogo dietro le mura, dove non si può né coltivare né costruire, ha significato magico e religioso. È un luogo protetto che protegge e preclude, è sacro, che segna il limite che non è dato oltrepassare. Ecco, nel dietro sta qualcosa di ignoto e che fa paura, e sta anche qualcosa di sacro. C'è una scalata ostinatissima all'interno delle possibilità del linguaggio. Zanzotto è il più grande sperimentatore, il più grande creatore di parole, il più grande inventore di possibilità poetiche della nostra storia letteraria. A che per chi di nota in nota il linguo, questo che non fu canto, eloquio, ciarla? Come fa a illinguare? Facendo nascere parole una dall'altra, trattando le parole secondo quella non logica, che è la logica dell'infanzia e dell'inconscio. Poesia e inconscio sono entrambi contro l'arbitrarietà del segno. E frangendo e violando deliberatamente, perdutamente, risalendo anche a prima dell'infanzia, creando lingue appassionatamente uoviche. C'è un'ostinazione, c'è quasi una compulsione a creare neologismi per poter dire le due realtà. Premiatemi, cose e non cose, per tanto appostamento e auscultazione, per avervi messe in agio di ritmari e rimari. C'è un graffito poetico, il dire che è il luogo per l'eccellenza, perché in fondo non esiste una vera Heimat, o tutt'al più l'infanzia, o meglio l'immaginazione di un'infanzia in cui l'Urkind, il bambino originario, è pensato in rapporto armonioso col mondo. Ma se la Heimat è l'idioma, come può essere infinitamente inclusiva?
è proprio includendo tutto, il possibile e l'impossibile, creando un non idioma, un idioma inaudito, sconosciuto, che si può tenere a bada lo sconosciuto, circoscrivere l'unheimliche e contemporaneamente prendere le distanze dalla Heimat impossibile e dall'io idioma. La compulsione a creare neologismi nasce dunque dietro il paesaggio. Ma questo graffito poetico testimonia anche dei dove, che danno consistenza alla testualità, anche nei suoi aspetti che la collegano al carcame, alla putrefazione, al nulla. Sto sempre citando Zanzotto a proposito di Virgilio. C'è da sempre, da subito, da prima la morte in Zanzotto, come identificazione con i morti. L'anima è già nella tomba, nei versi giovanili. O golfo della terra, in ogni tua forma giaccio sepolto. La vita mia, sonno infetto di terra. Abbietta necrosi che noi siamo a noi stessi. Doglie, doglie, morte, morti, miei, mie. I morti sono paesaggio precluso. Non risuona la voce, non ritorna dalle zone precluse dal fulgore della morte. Questo precluso estremo verde, il verde altissimo, il ricchissimo nihil. Nei luoghi chiusi dei monti mi hanno raggiunto, mi hanno chiamato, toccandomi ai piedi. Chi? Sono sicuramente, come dicono i commentatori, una folla indistinta di persone grammaticali, ma rappresentano anche più familiarmente, semplicemente, una variante di quel venire a tirare i piedi che si dice, secondo il dizionario Utet, che non voglio più chiamare battaglia perché gli ultimi volumi sono discutibili, di chi minaccia più o meno scherzosamente chi tratta con poco rispetto i morti o chi ha paura dei fantasmi, si dice vengono tirati per i piedi. E questo inizio qui è nei luoghi chiusi dei monti, mi hanno raggiunto toccandomi ai piedi. È la poesia che si intitola Dietro il paesaggio del libro omonimo. I morti sono parte del paesaggio, nell'erba che tu da tanti anni eri divenuta, con l'erba a te da lungo tempo in ghingheri di morte. I morti sono poveri resti, vado per ossari e cari stinchi e teschi, mi trascino dietro dolcissimamente, senza o con flauto magico. Sono anime sante e buone, ma nel suo dialetto, quel dialetto che lui definisce parlare povero da poveri, terra che si muove da sotterra e che scrivere mi ha fatto sempre paura. I morti sono erbe manes, i mani sono i buoni, le anime dei defunti, e gremite assenze, ombre grementi alle spalle di quanto fu e sarà, cari, dimenticati in se stessi, eppure sunt aliquid manes. Nelle sue viscere il paesaggio nasconde e protegge carcame, putrefazione, nulla. Le viscere dei morti si fondono con le viscere della terra, si confondono. Conversione di viscere, sole mutato in luna, conversione delle erbe e del respiro. Quello che è interno, viscerale, è sempre in rapporto diretto con l'esterno, con l'esteriore. Tu, viscere, sempre gemebonde, terra.
L'esterno è l'apparenza mutevole dell'interno, nel paesaggio e nell'io. E l'attenzione ossessiva alle viscere. Zanzotto sapeva che le viscere sono un microencefalo, un microsistema nervoso. L'infinita auscultazione del dentro è in relazione all'appostamento e all'auscultazione del paesaggio. Nel pozzo del mio corpo, corpo affondato, alle sue indomabili potenze, collegato ai suoi pus, alle sue vermi reazioni, con disagio adeguato. Dietro l'eterno, l'esterno, l'interno, il paesaggio, dietro, davanti, da tutti i lati, i pieni come stanno bene. E il paesaggio tiene dietro di sé le sue stesse viscere. È come se la parola morte non potesse più dire la morte. La parola nulla non potesse più dire il nulla e ricadessero al di qua, nel tempo e nella storia degli uomini. Da qui la compulsiva verifica di un'impotenza che però non cessa mai di rinnegarsi. Povere scritture su cui piove equivoca la morte. Temi la vera lingua dei dormienti, è il tuo tema. Facendoti sanie, informale, nigredo, liquame, fimo implorante, fimo muto, vincesti. La vittoria non è che un po' di quiete. Produco questa quiete marginale. La quiete non viene dalla Heimat, non viene dalla bella beltà, non viene dal nudo amore, non viene neppure dal pomerio, limite sacro che è lo spazio della poesia. L'unica quiete possibile è prodotta dall'io idioma quando fa la sua scalata all'interno delle possibilità del linguaggio, verso un altro linguaggio, fuori idioma. Ma che mi interessa ormai degli idiomi? Ma sì, invece di qualche piccola poesia che non vorrebbe saperne, ma pur vive e muore in essi, di ciò mi interessa. E forse quello che conta veramente si può dire solo con i versi e solo ai morti. Il mio parlar folle, tu sai che esso è come quello che nei confessionali si lascia andare nel vuoto dell'osso temporale dei teschi e che non può essere di alcun'altra specie. Questo è in dialetto che io non so leggere, quindi vi leggo la traduzione. C'è un solo punto in quelle 3 pagine con Virgilio un po' oscuro, come un inciampo nell'abbagliante fluire del pensiero, lì dove dice: la ricerca poetica di Virgilio, pur assistita da doni unici, appare più che altro una continua e dissimulata interrogazione rivolta al nulla, al non senso, perché diventi senso, risposta. E in questa sua dimessa tenacia si differenzia dalle posizioni pur altissime di Lucrezio, in quanto non arriva mai a un vero compromesso con la morte, a quell'atteggiamento che porta al collasso nell'angoscia. Qui Zanzotto sembra prendere le distanze da Virgilio, dalla sua dimessa tenacia che non arriva mai a un vero compromesso con la morte, e sembra stare dalla parte di Lucrezio, che al vero compromesso è arrivato, pur se è un compromesso che porta al collasso nell'angoscia. Ma c'è davvero l'angoscia in Lucrezio, in quella grandiosità, in quella serenità. La morte non è forse una piccola cosa, non è nella natura stessa delle cose. Dovremmo allora mettere questo collasso nell'angoscia tutto a carico di Zanzotto, dire che qui si è storto da sé una confessione.
possiamo solo registrare una sorta di meccanismo difensivo, una piccola oscurità cautelativa che rimanda all'oscurità del non idioma, al suo fuori idioma oscuro e inaudito. Da sono io il morto a i morti sono sciolti e scomparsi nel paesaggio, ai morti sono carcame sani e fimo, ai morti sono anime sante. Si potrebbe dire che il graffito poetico vada verso un allentarsi dell'angoscia e si sbaglierebbe, perché questi 4 stadi, io, nulla, putrefazione e paesaggio, sono condensati in ogni stadio. I morti sono anime sante anche prima, ma la santità era spostata nel paesaggio. Cibo santo soffre la terra. I morti sono nulla, io sono putrefazione e così via. Provo gioia e tenerezza a vedere in sovrimpressioni quell'io rimpicciolito tipograficamente in tanta euforia sonora, forse rimpicciolito per fare spazio ai morti, diventato la loro vera ultima dimora. Forse anche perché parte di quell'angoscia si è spostata nel paesaggio in putrefazione e parte dell'energia psichica supplisce i mancamenti dell'energia fisica. Sappiamo da tanto tempo, dopo Freud, dopo Lacan, dopo Matte Blanco, che la letteratura è un linguaggio figurale, che ogni figura retorica è assimilabile a una formazione di compromesso fra rispetto della razionalità e piacere della trasgressione logica, che in questa zona di mescolanza e di conflitto, anzi di questa mescolanza e di questo conflitto, può vivere la letteratura, che altro non è che la capacità di rendere comunicative e universali le più personali formazioni di compromesso. L'unica prova dell'utilità e della veridicità dell'opera di un artista, dice Proust, risiede nella gioia che ha comunicato, a lui per primo e poi agli altri. La gioia che ci comunica Zanzotto nella sua compulsiva produzione di non idioma è gioia della trasgressione ludica che non rispetta l'integrità delle parole e della lingua, ma dà loro un senso in più, della trasgressione logica che non rispetta la razionalità, ma ci fa capire di più, della trasgressione fantastica che non rispetta la realtà, ma ce la rende più reale. È la gioia di una verità espressiva, festa di fonemi e sfolgorio di significati, miracoloso punto di mescolanza e di conflitto, di equilibrio e congiunzione tra superficie e viscere, tra familiare come sicurezza e familiare come angoscia, fra strazio e comicità, quella comicità interstiziale, viscerale, sempre pronta a prendere le distanze dal proprio strazio e dai propri lamenti. È una gioia che salta i muri linguistici e mentali, che salta anche il muro del pomerio per sapienza letteraria e morale e per fedeltà a ogni affetto fondante la vita. Gioia pura, profonda e imperitura. Naturalmente tutto è molto, molto più complicato di così. A me stava a cuore questo aspetto fra i molti, moltissimi suoi aspetti. È il modo che ho trovato per parlare di lui, restando il più possibile con lui. No, certo fatto. Io chiudo. Almeno una poesia intera la dovete sentire, no Marisa? Sei d'accordo? Allora me lo...
Ma no, non il presidente mi tiene il microfono. Non so se leggere. Collassare i pomeri, scegliete voi, collassare i pomeri oppure in un 30° anniversario. Tutte e due. Allora, bene. Grazie. Collassare i pomeri. Dimmi che cosa ho perduto, dimmi in che cosa mi sono perduto e perché così tanto, quasi tutto, ho lasciato a piede il muro. Oh, fastelli, scrigni, fardelli di rovi e poi là gemellari luci, auricolazioni nell'infinito pomerio. Da sempre vi inciampo in qualcosa di combattuto, vinto, ribelle, comunque muto lussazioni nei baluginii del pomerio. Dimmi quale e che modo di collassarsi. Dimmi quale lingua ho perduto e lasciato collassarsi. Dimmi in che lingua ho perduto, collassato, e perché in questa cinta amata per la sua tanta perdita mi sono aggirato senza mai perdermi, ma pur son stato perduto da alcuno. Dimmi perché ogni nervo d'erbe verdissime su dal collassato campo di mura e pomeri percepisca quel che io non percepisco nello sfatato, nel collassato, nel simil nato in cui mi sono guadagnato e ripetuto. Dimmi perché questo disamore per sempre mi porta davanti all'amore creduto perduto e a dorso del sempre io mi allontano dall'amore creduto perduto, amori raccattati con filii di sputo, invasione, luogo invasato, tutto nel rivolgersi al mio iato. Dimmi, e poi non fa niente, chinato sul pomerio, all'impari, sotto sbilancio sfratto dall'alto stato dei cieli, e forzano a 1000 danari, succhiano da 1000 prede offerte luminarie. Ho avviato là qualcosa di mio a scorrere davanti a me, a qualificare profondità, ruine, mondi, occhieggianti, divine latrine. Mi sono adeguato a voi e umili, devote demarcazioni territoriali, deposte da quanto è più chimicamente animale, e mi apriste in incalcolabili avanti, afferendomi ai collassati cieli, ai loro ammanchi palpitanti. Dimmi perché adorando questa perdita secca, o riducendo a più non posso, o riducendo e basta, o non badando a remissione, mutuo, sostituto, o come accucciato, o divaricato, dal mio proprio collassato mi sono evoluto, sì che potrei con le mie parti infime del brillio, dell'oscuro, lo stato vero assumere, e oralità e orazione infine ad ergere, essere in esse chimico segno, pomo, ponfo, mai prima individuato, dentro la folata del crepuscolo, del rilasciato, dell'affrancato, del defenestrato, al di là di labbra e nari, su instabilità di pomeri, di leggenda, di agenda e luminaria. Sì.
Sicuri che volete anche la seconda? In una sera fredda eppure dolcissima, di lieve celestiale delusione, come se ringraziassi della delusione che forse non aveva nemmeno ragione di esistere. Si può provare dunque una felicità, quasi un traboccare puro in dedizione, sentendosi come un fattore di suspense o abbandono o raccoglimento dentro la delusione. O voi, di stento e soprattutto di freddo, per malattie da freddo morti, proprio per questa limpida assolutezza di nevi e azzurro su cui è necessario puntare tutto e che tutto supera, da tutto lievitando e allontanandosi con mite noncuranza e imperiale soavissima perfidia. Oh, morti per malattie da freddo, assiderati dentro questo sommo, assiderato amore del mondo inteso solo a se stesso, in nevi effuse, alluse, distribuite con affetto, in azzurri sospesi, ma presi sul fatto, distribuiti con passione. Oh, almeno potessi io dirvi per un unico tocco di, come quel segno d'oro neve in fondo all'obiettivo che il mondo ha dato, ha saputo, nonostante la vostra nuda, ombrata, inutile ammiranda morte. Oh, mi basterebbe potervi dire, ecco ora perché all'orecchio vostro di azzurra morte, per malattie da gelo, da scarsa legna, da poche coperte provocate, da assideramenti in apparenza non tragici, da digiuno in apparenza non straordinario, poi dentro queste figure di luce trasgredienti, coesi, inappellabilità, come quel fulminato azzurro baratro nord. Ma mi compongo deluso. Sto negli aloni assai fatati della delusione, ma mi considero come annesso a un vano retroscena, deluso dal vostro acquietato desio, non mormorio, dal non potervi nulla, dal sentir giusto questo non potere nulla e nessuno. E allora regalo via lo sguardo all'azzurro, al punto fermo forse o futuro. Là rabbrividisco, là esaurisco.